1976 alle 2:50 di notte e vado a pregare. Un'ora di adorazione. Ho cominciato a leggere la Bibbia. Nella Bibbia mi è capitato il brano che racconta quando Gesù è nell'orto di Getsemani, avete presente? Quando Gesù è nell'orto di Getsemani, che soffre perché fra un po' l'avrebbero catturato e poi lo avrebbero portato a morire. Io sto meditando questo e a un certo punto dentro di me non avevo visioni, ma ho sentito dentro qualcosa di molto importante. Ho sentito dentro una presenza, la presenza di Gesù che avevo lì davanti. E io gli dicevo: ma Gesù, ma che cosa devo fare nella mia vita? Perché mi piace la vita normale, sposarmi, fare una famiglia, però mi piace anche fare il prete, diventare sacerdote. Ma cosa devo fare nella mia vita? Cosa devo fare? A un certo punto sento quello che vi ho scritto qui, che poi ve lo potete portare a casa. Sento questo, la voce che dice: Franco, io vado a salvare il mondo, mi vuoi dare una mano? Non potevo che dire una sola parola: sì, ti voglio dare una mano. L'ho trovata a San Floriano, ma questa è che ora, scusate. Devo diventare becero. Ma questa che mi donate vale molto di più, perché è quella di Dorizieri. Cercherò di portare avanti il suo stile, perché quello è lo stile giusto, era lo stile vero, lo stile di Gesù. Grazie.